brutta la vecchiaia. Mi trovi la coscia, mi trovi gli spalli, li penso storti e chili di gatti, tutti dolci l'aglio, io e la gigluzzo mi morivo, tutti dolci l'aglio, io e la gigluzzo mi morivo. Aia, aia, che brutta la vecchiaia, aia, aia, che brutta la vecchiaia. Dai, io non fumo sempre un diavolo, non posso dormire, mi gira e mi voglio, non vorreste non accendere. Ai ai ai, già sogno stanca camatanata, passavo una nottata di passione, tu chiamava a destra, tu chiamava a sinistra, io a combattere con questi quattro vecchi storie, un ce la faccio più. Appena viene padre Antonio, insomma metto stipendio, arresto un caustissimo perché ho troppo bisogno. Questa è la prima, la contessa d'un pezzo, e chiazza e suore da come non mai. Finalmente! Cassia! Vuoi dire? Giulia di cammino! Mi stanca io! Ancora di circa! Esagerata contessa, quanto potete camminare riesce niente. E a te a picca ti parlo! Io ti dissi, caccarita, voglio essere servita e riverita! Ti avessimo potuto essere dietro! Tu e tuo padre meno solite! Sempre gentile nei miei confronti, contessa. Mi sta dicendo, Enza? La signora Gentile, dai, non è palazzo, è io, quanti fa io? La signora Gentile, e poi ti dico tante volte, la tua mia stanza, nella pulizia buona, perché tutto sto prodolazzo mi fa vedere i traumatismi. Punto 1, su, reumatismi, no? Traumatismi. Reumatismi, ma non lo Punto 2, io più la stanza, più pulire come ce la faccio, non ce la posso fare. Poi lei si lamenta sempre, vorreste capire chi ci dà la povera, chi reumatismi. Ma che cosa vuoi? Senti, tu prodolazzo mi fa bene i grandi tremine. Contessa, prima erano i reumatismi, ora grandi a finire. Ma questo ha parlato di grandi, ma che si suona tutta mattina, Enza? Guardi, io sono assunata. Questa è Nunzia Curatella, la più giovane della casa. Almeno, questo è quello che dice lei. Con la contessa sono come un cane carta. Giovanile Diego, i miei 65 anni. A Chiana, i miei 75 anni. A Chiana, di Sant'Anna, i miei 80 anni. Tale, mi puoi tagliare?
non ci lascia dei gocci. Eh sì, padre Antonio. Ma chi la matanata? Chi sono tuoi? Siamo tutti questi dolci. Ma se si stavano ammazzando come le cani. Sapete che tu una caputo, capiste per me, sono piccole che camminano, hanno a campare più a lungo possibile. Questo, i mascoli non so. Li ho lasciati che dormivano, però non si preoccupi che ora vengono perché hanno fame. Cosa mangiare? Buongiorno! Ma facissimo una bella dormuta! Sarete sazze con tutti i suoi forno, Ma quali sazi? Io te volevo un petito. Ma quando si fa? Siccome sei nata. Da poco fate colazione. Sì, ma lei pure è nata. Padre Antonio! Padre Antonio, stamattina invece di un biscotto si mi fanno avere due. Due? Mangi due! Oh, mi scanto che se tu potete fare una città, vengo uno, vengo a Sina. Se non sapete questo, che mattina va a mangiare Ma che te l'ha annunciato? Sapete una notizia che non sai non è da ascoltare? guarda, ma vai tu, sera ci invece una picca andare spiaggia, perché sapeva ascoltare la stamattina. Non sarà stato un piede, e ti la consolare. Caro Ugo, io che le mandavo da secca, vai migliorando! Chi sto curbiendo è? Si chiama Ugo Racina e faceva il vino insieme a suo fratello. Piensa sempre ai femmine e ti chiede maniaco. Ugo, finiscila! No! Non si sconda! Appena venuto, tu doveva andare a pillola di vecchi! A chiudere l'appuntamento con la carabina! Prima facciamo l'esame di sangue, vediamo come fosse tutto va bene, che tu funzionare la fine, non ti preoccupare. Ma usciamo non è. Chi sto là, tu non voglio! Stamattina si andrà a cantare! E i casi non lo chi sta! Ma quale casa di riposo? Chi sta? È la casa romana riposo. Ma poi dico io, ma hai vedi qualche bello picciottietto? Oggi sarà bene che state uno che dice che è tutto un programma, ci con l'occhio a tagliarlo, il quanto è pimpante, è un ex fornaio. Scusa, che sta dicendo? Un fulano? Un fulano? Allora deve restare in casa da mia? Chi sono? La contessa? Ma come che in basso? No, non hai bisogno di nulla, ti hanno avanzato io! Senti, come mi hai vissuto fino a ora? Non dire niente. Padre Antonio, allora la quiero fare dieta per più tardi, così sicuramente si innamora mia. Questo è l'ultimo dei quattro. Si chiama Luciano Panza e faceva il cantante lirico. Il suo sogno è quello di fare un concerto con Pavarotti. Quanto volte avete detto che quando finisco di cantare non mi fatto un applauso, va bene? Soprattutto se ti annunzia, amore mio! Luciano, tu vuoi lasciare in pace?
di partenza! No! Il mia chiave è rapporto! Basta, avete da Inza a fare colazione, che poi Enza è segnata, mi prepara pasta, o pesce, e pesce comprano una pasta, insomma. Finalmente si mangia! A vostri minuni l'albero non nuovo cominciava dicendo! Amore, forza, che c'è di sta? Siamo mangiati! Non sa, apporta, non sa, dai! Brava, Taracchi! A giocare con una fetta di terra! Al livello! Ma stupisci che devo cucinare? Non è. No, non è. Puoi dire, accattavo un bello pacco di bastoncini finto, se ne sei. A me non vuoi. I bastoncini? Chi stupisce? È un papà se non lo piglio. Insegnare tutte cose, io ti devo insegnare, Picchi una bella pignata, a inchi l'acqua, bella ghina, si va che il bastoncino. La fa punchire bella bella, appena punchire esci il bastoncino e ci cava. E visto che io sono qua, il bastoncino sono sei, ci sono uno e mezzo loro. Va bene, nel frattempo va a provare la colazione. No, già la preparo io che tu ci metti troppo latte e caffè. A mantenere con l'acqua, a risparmiare, dobbiamo risparmiare. Se bene qualcuno chiama, Va bene. Ma che razziparrino è? Ma io metto un pago che sul nome e ca fuori. Ciao Enza, come stai? Ciao. Ma come devo stare? Qua dentro o male? Ma perché ho detto va, ci aspetta, monè? Non è chi che trova che cucinare? Scusa, ma cuciniamo quanto torna? 700 euro al mese e lavoro tutto il giorno. E neanche posso chiedere un aumento, altrimenti mi licenzia. Sto parlino, non ti cazzo non c'è niente. Ma se ti trovo che cosa io le carte ne vai subito, Enza. Ma perché un contributo principale alla lavanderia? Piuttosto tu quanto picchieresti bene? 500 euro. Ma me la lamentare appena mi marito questo figlio. E ti lamenti per me, ma non è meglio che sto qua. E meno male che è tuo suocero. Enza, scusa, ma mentre non mi chiama più tua, io almeno non combatto questo quattro vecchi sueti. E questo parrino, che pure per conquistare si fa fare 50 centesimi a mercato. Ma è normale, secondo te, se non mi verità, dai. Ma che poi lo sai che lo fa per la parrocchia? La parrocchia, Enza, chi tu fa cosa chietta? Finisci la moneta. Avessero l'ospite che aspettava Padre Antonio. Buongiorno! Buongiorno signora, buongiorno! Piacere, mi chiamo Giovanni Santa. E mi dico la sopra sotto. Piacere, melodia. Scusa signora, non ha la buona, che dici? Melodia. Ma che azzurra signorina? Ma solo che cosa? Ma lei mi dà la buona, ma era di cedra, magari qualche anno fa, magari di cedra. Ma lei non mi deve dare proprio nulla. È buona, cominciamo. Ehi, si sieda che vado a chiamare Padre Antonio, si sieda. Senta, a me è meglio che te ne vai perché con questo buongiorno si vede dalla mattina. No, aspetta un caso, non fumo. Signora, lei pure sa parlare dove? Io sono vicina. Ma che ne sa, ci sei come mi sa tu con te. Scusa, secondo me sono più giovane, che c'è meno da fare? Ma non scusate, ci pare che c'è io più buona. Ormai questa è la sensibilizzazione degli arti di sopra, ma soprattutto degli arti di sopra. A mia, non ci funziona, non ci funziona, a lei non mi interessa niente. Dai, mi devo che è mia. Come va in cucina non esce le fotte carente, non lo so. E chi ci dice? Non lo so, aspetta si arrabbia, uno non può parlare. Viene tutte cose addormesciute e spartite si arrabbia. Carissimo Giovanni, benvenuto nella mia casa di riposo. E chi so vuole? Come riposo?
Ma cominciamo che io tanto ne ho solo un figlio ma come fai? Siamo tutti fratelli. Avanti, andiamo lì. Ora facciamo la scheda d'ingresso e poi ti faccio assegnare la camera. Va bene? Basta che non spicciamo perché già sono io santo, va bene? La mattonata si stanca, a posto siamo. Allora, come ti chiami? Mi chiamo Giovanni Scandalo. Scandalo! Giovanni Scandalo, di anni 87 11 mesi. 88. No, 87 11 mesi. Non cominciamo a aumentare l'età, per favore. Troppo vecchiari anche io, tanto. 87 e 11 mesi. Giovanni, che lavoro facevi? Facevo poi in alto. Onestamente non lo marò. Come allungavo toscanino io la allungavo. Giovanni, come allungato il tuo toscanino a me, non mi interessa proprio. Allora, adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Se ma se vai avanti sto puntiere. Ma che c'entri? Io dicevo avanti in senso lato. Là, vedi? Dove va? Appena ne a dire. Ma io prendi avanti. Io vado, oh bene, non mi stai capendo più. Mamma mia! No, via. Ma come Ma che devi girare avanti, in via di là. avanti con le domande! Avanti con le domande. Non l'ho capito. Andiamo a qualche domanda più intima. Sei incontinente, Giovanni? Allora signor un po' di romano non lo so. Ma capisci? Ah, figlio, serio, lo pannone. No, Lo pannone quando era picciottietto, a me mi aveva perso pannone, non so se ne ha capito. La mano revocata. ma ci stiamo dentro. Esatto. Un'altra domanda. Oh, sei intollerante? Un po' che un po'. Ma che puoi dire un po'? Ma chi vuoi dire intollerante che io lo capisci? Che vuoi dire? Vuol dire se puoi mangiare tutto c'è qualcosa che ti fa allergia. Ah, se a banana lo fa bucciare tutto. E pure i personaggi di finto se lo fanno Oggi vi faccio fare una giornata di dieta con segni buonifici. No. Ultima cosa, passiamo alla parte. Ci sarà qua, ma c'è un dottore qua perché se non sta sentendo. Oh dottore, ne avevamo uno senza offesa venuto carriera, non mi hanno qua. Altro che. Hai più domande? Basta così. E allora adesso devi pagare solo 1.500 euro anticipate per i bisogni della parrocchia. Questo caro Veggio è lei, parte caro Veggio. Ma lei che lo potesse fare qualche sconticino? Conto? Ma è una parola che non conosco, sconto, ma che? Mamma e da ora ti chiamo Enza e ti faccio sistemare. Enza, Dica per Antonio. accompagna Giovanni nella sua stanza. Forza, andiamo. Signore, io ci stai dicendo bene. Le cose che vuoi dare in ma voi quando mi dicete la melodia perché non ci posso dare niente, va bene? Ma ancora non l'ha capito, melodia è il mio cognome. Autocognome? Sì. Mi stai capendo niente, melodia, me la prenda avanti, mi avete detto, non ti va bene, non ti va bene. Ancora stavo un bello concicando canotterella all'ufficio. Ti non voleva il polizia in chia? Tu in aula, e sto dicendo un cecchio, lei mi sa niente. Antonè, ma tu sai come si dice? Dai da mangiare agli affamati e da bere agli assetati. La prossima volta la tua panina. Assaggi una bella bottiglietta ghiacciata. E io ora so come mangio che io ti dico. Tu va a cattanire tu. Problema. Cioè, gli affari lo cominciare a giocare, a cucinare campare a mia e io per campare a lei. Oh Antonio, vedi che io già ti fa come fare un chirichetto, lo sa chi sa. Ma che fa bene? Oh.
Padre Antonio, veramente ha un anno che sogno una cavallocchia, è un euro, un lei. Ma se per diccio del pienso, per quello ti pagherò, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vuol dire, meglio se mi chiama una parrocchiale Padre Leonardo, ma almeno mangiava, veniva e venivo pure pagato. Che non lo so, va. Solo uno è un padrino buono, già stanno pure male, io non lo so. Pizzarato, schizzarato, pure Natale, Buongiorno. sei da anticipo. Badando, ieri a un controllo di vaso, possono sapere come mai scrivo tutti questi medicinali a 4 miei assistiti. In che senso, dottore? E ci spiego io, stesso. In pratica hanno sospetto che a madre truffamo l'asp. No, truffare il peccato, dottore, noi stasera facciamo lievitare il medicinale, così. Non può essere più una mandare una caimata. Si sta tenendo una dire, fino a quando io la buona tutto a posto. Ma se lei non scrive le ricette, che io non ci ho fatto niente, la fai magia, sta mia, piccio non me ne una. Di conseguenza io piccio da lei, un ci ne posso dare, e di conseguenza lei un po' campare a sua amante, è tutto un filo logico. Lei vorrà parlare più picca, Padre Antonio. Che succede se sta cucicciando di mandarecchi al mio moglie? A qui per me che mi confessavo con lei. E poi io amante, non è più. Dottore, chissà so per lei, io metto senza che tagliare uno che è tutto un programma, se potevamo scrivere qualsiasi, tutto è da per ci fa la pizza e tovire, E quando mai sempre meglio a mandare a casa. Scappo che gira per lo studio. Appena finisci, vieni. Arrivederci. bravo. Addirittura non bambino come a che aspetti piccio da quelli qua. Un santo. Ciao Mariella, che diciamo qualcuno. Sì, la riporto della contessa, mi ha detto che suo zio voleva fatte le unghie. Ma prima vi voglio confessare, ho strani pensieri maligni mi passano per la testa. Quando ci sono cose maligne c'è Padre Antonio che la scaccia. Tu fammi dire assolutamente. Però per lo peso non sa come si fa. E quando mai? Quando mi devo confessare io ne ha sempre premura. Patapim patapam pam pam. Padre Antonio, io i miei pensieri maligni li ho fatti su di lei. Tutte me, perché? Tempo fa mi aveva detto che avrebbe preso me al posto di quella sgorgia di Enza per lavorare qui dentro. Non si dimentichi cosa ha fatto mia madre per lei. Ma come faccio a dimenticarlo? Tua madre 20 anni di onorata carriera di perpetua. Però, se tua madre certe mani non può travagliare, a cui porremmi. E ricordati che io quando ho aperto la casa del riposo, tu ero ancora a scuola, gioia mia. Ma io ho bisogno di lavorare, devo lavorare pure a mia madre. E come ne sa, io madre non ne ho. Nessuno sa giù. Ma io vorrei sapere, questo disgraziato mi ha abbandonata. Io glielo chiedo a mia madre e lei mi risponde che io sono la figlia del peccato. Lei che fa rino dovrebbe sapere cosa significa. Vuoi sapere da me? Ci sono. Tu come fai di cognome? Adamo che è stato il primo uomo sulla terra. Quindi di conseguenza, visto che Adamo è stato il primo uomo che ha avuto il peccato originale, tu essendo figlia di Adamo, hai pure il peccato, sei figlio del peccato. È chiaro, è tutto a posto. Ma che stai cucchiando, Padre Antonio? So solo che se l'avessi qui davanti, gli darei tanti di quegli schiaffi che gli farebbe diventare la faccia come un leone. Lascia, sei sempre sotto confessione. Vabbè, io ti assolvo per i peccati, patapim, patapam. Però ora da dire, senza Pater Nostro e benché Ave Maria, cominciando dalla riviesta. A cosa deve essere più difficile? E soprattutto
pensieri maligni su di mia. E ora ti chiamenza, a cosa non scritto 20 euro? Ma quale 20 euro? Se mi dà 5 euro le devo dire pure grazie. Questo è bello calcagna. Enza! Che c'è per Che c'è però? Ma se sono fuori, non c'è mai dire. Se già Un capito, però non c'è per fuori, che è? Talenti l'hai vista? si prenda tu. Ci vuoi dire Sandro? È bello che comincia sangue, ma chiama da lì la contessa, ci dice che c'è, ma lei la c'ha la unghia, e a che si dà? Aspetta la voce, forse che qualche altro se lo vuole fare, va bene? Va bene, va bene. Umile, ma lei la gioia, io ti voglio aiutare. Io voglio scoprire chi è mio padre e lei mi deve aiutare. Ti aiuterò, con calma. Io sono Mariella, mi ha telefonato suo nipote dicendo che voleva farti le unghie delle mani. Ma io non è chiamata a lui e non ho bisogno di niente. Ma dato che così allora me ne vado. Ma a me che stai no? Ma come la fare l'ugna? Ma come se la ci non se la va a fare? Non te. Ottimista? Ma che pure se umana si parla di studio. Ma così ultima, io chiamo a Mariella per fare le unghie. E io, no Anna, ma che siete tutte le bambine siete nella casa? Scusate, ma lei vuole? Antonio, facciamo mandare la persone della pinnole, chi sta cucina per tu passa per pennardiere. Allora che devo fare? Rimango o me ne vado? Ah sì, tu devi fare a regione. E che sto voto e tu dici per me via. Padre Antonio! Come va? Bella idea. E Pavarotti, come sta? La pacivanza. Pavarotti, grande amico mio! Padre Antonio dice passare. Io lascio a casa, mettere le spalle. C'è qualcuno che trama contro di me? Sì, sì. E saggio puro. Ugo da Cina, Maria, sai, entra. Dentro le due tutte l'anzica annunzia. L'amore mio. Ma che dici, Padre Luciano? Antonio, non è come si spiega che io con questo fascio latino che mi ritrovo ho calcato tutti i palcoscenici del mondo. Non la posso conquistare, no. Inda, adesso Maria, non ce ne puoi. Oltre a Piero, tu anziché con voi, che prima o poi l'avrai vinta, non ti preoccupare. Padre Antonio, allora ci cantava una canzone d'amore che avevo composta. A voi siete? Fa bella sera. Subito. Bella, ma soprattutto romantica. Io ci piaceva. Anzi, con la buona fa. Niente, devo farne una più passionale, più d'amore. Ah, Padre Antonio, dimenticavo. Pavarotti mi ha scritto. Cosa mi ha scritto? E ancora non gli ho risposto. Che mala figura. Non è che ci pensa lei, mi la manda lei. Ci pensa lei. Allora io vado a comporre. Ma con po'. Bella figlia dell'amore,
via. Contesa, t'assettarsi, contesa. Dietro. Padre Antonio. Carincia subito non ha avuto le file, ma che fa? Intanto pagano profumatamente. Io stava e cavazzo di avanti. Finché ora forna sta vacca. E finisce la Mariella. Mi sai dire, contesa? Ma lei sta dicendo che mi annesce di cavalca e più stai la metti un costume. S'assettasse. Diciamo che un cavallo. Adesso mi chiama Mondello. Insomma, è la mondello. No, a puttana. Lei pure. Padre Antonio, Padre Antonio.
mettiamo così insieme prima, eh? Il tuo carico pure io, padre Antonio, stai facendo 40 anni, ma finché venire faccio? Mica io, Triano, non te ne posso fare, no? Viste? È meglio cos'hai. Sì, ma tu sai che io non pretendo niente. Voglio solo la tua casa. Tanto tu sei chiusa a Carinza. A tenerla chiusa non è peccato. Mi sta sentendo, eh? Mi sta sentendo che ci vuole le cuffie. Ci posso dire una cosa, signorina, ma lei è proprio pazza! Per darmi un regalo a posto e costosi da Tizianina. Ma prima facesse correre e poi se la picchia e Sì, hai un cuore d'oro, ma chi si mi chiamerà Guaita? Chi ti dà un po' vecchia? Io ci si lanciare a toppa, a così chiame nuove, dai solo io, e tutti portarsi le lungo. Si sta maritati, però la casa aspettatina. Brava, contessa, guarda la casa, ma tutta teco! Ma tu lo sapete quel viso? Dove è scaldato? Nuovo ospite, Pino, nuovo ospite. Ma per la notte di cose detta mia, faccia passaita. Dammi, capo, faccio un altro giorno del movimento per loro, non dire che è conosco. Padre Antonio, io sta casa ci lascio fare bello presto, perché se muore me le sparti le guaute se ne può dire suo marito, carità, o ce ne fotte neanche. Quindi mandassi una scusa a mezza da Rinza, che c'è fare una proposta. Pina, io non capisco che ancora le cose con un bello figlio, quattro filani di maggio, ma sempre un bambino sogno, Capito, Padre Antonio, c'è fare una proposta di picciole. Picciole, Elsa! Ora Pina, puoi andare, perché la zia ha bisogni fisiologici da Va espletare. bene, ciao zietta, senti bene? Questo è un passo in giù, un passo in giù. Ma quando mai? Sono butta fina, ma insomma come è suonata, Che c'è, padre Antonio? Porta la contessa in bagno che deve fare l'atto grosso. Andiamo, contessa, che è ora dello svuotamento. Padre Antonio. No, lo svuotamento, è l'ora dello svuotamento. Ma io non ne fa niente. Non c'è niente al gabinetto, no. Non è cagare ancora. Padre Sanchez! Antonio! Ma scusa, mi dice una cosa, ma hai suonato la contessa come abbiamo, Tony? Andone, come? Ora finché sul giornale, vieni qua, cassetta qua e te leggi un giornale bello, tranquillo, Mi raccomando, non ti mescare e leggi. Oh. Dai, che è? Padre Antonio, io siete denti, una merita, ne ho conosciuto tante, ma come mezzia, mai. Sì, amore, ma che cosa sei? Ma chi la sai tu? Ti la cos'è, no? E il bambino puoi parlare tranquillamente? Va bene, allora, siccome lei in funzione di prete ha visto la vita in teoria capacità di convincere i cristiani. Ebbene, se lei mi fa fissare a casa mezia prima che muore, io ci regalo 5.000 euro. 5.000? Ci faremo finita, facciamo 10.000. 10.000? Vabbè, ho capito, facciamo 20.000 e ho
E c'è un colore tu a cosa è dire? Sono qui io, mamma. Se mi avete togli i 1500 euro che ce n'è tanto e mi fai stare su questa casa, io un pa. No, poi... Ah no! Contessa! No! Uno sconticino! Che pazzesco! Calcio sui amici. Ma se ti fa scendere qualche cosa le emozioni. Un'altra cosa c'è! Io stasera voglio mangiare pesce spa! Le mangi i passaggini stasera! Contessa! La mangi stasera! In questo c'è molto! Vedi come la sto da sola! Ciao, ciao! La mangi stasera! Oh, pesce spa! Bravo, Patano, non è così! Antonio, io me ne vai, mi raccomando, ma c'è sempre l'ubriaco. Posso mettere la fine, non ti preoccupare. Ma qui c'è poi to! Vedi come la sto da sola! Ma tanto un pane non va a cattare le chine picciole. Ma chi sei buono? Chi c'è buono? Che mi sta a fare? Ci sono maldizioni che aspettano lei per la messa. Ma quanto ce n'è? Prendi. Non si sa pure perché, ma questa chiesa non viene più un nuovo. E poi c'è la mia. Può fare niente. Saccio solo che la parrocchia del Padre Leonardo è sempre china così. Ecco non un suo Padre Leonardo, ma comunque sempre. Ma un biglietto ci puoi separare? Sì, e tu, ci feci fare le cere a chiesa. Gli ho detto che è una messa particolare che ripurificherà dalla chiesa ai piedi. Stupido, ci potrebbe fare male 20 euro. Che aspetti per rimprovero, ma cosa che ci posso fare 25? Bravo, amore, dai, ma busco 500 euro, amore, dai, scendiamo. Ma tanto, ma a me niente fatto. È sempre picciolo voi, è sempre picciolo marina, sempre picciolo. Ma così fuori, ma che sono un'associazione a delinquere, dottore? Se no pagare un biglietto e chi se ne faccia sarà anche se che se vuoi, sa, Dio sì. Ma no, io sono tornato devo fottare, io Ma com'è che ancora un dottore Nabro? ma perché se poi si da cos'è, non te che si mangia buono, non se. Ma qua chiamata Moano, se è nata si va a caccia! Ma che mi sono da così, ho fucile non è. Ma guarda fucile, io vai a cacciare. Ma che c'è più? Dico io lo pago, che c'è più? Oh, no, ma non c'è. Chi stai facendo femmina? Ma perché mi voglio una scia da nuovo? Non ho capito. Che ti do una capitoliante, io un paio a cacciare la scia, vai a cacciare il femmina. Io parlo, hai un appuntamento, una polacca del 48. E chi c'ha fuori la polacca? Chi c'ha fuori? Io che me la nascondo. E cosa mucce, dottore? Dopo, visti così, capisci? Che te, su, dottore, me chiò. Ma perché aspetta un dottore? Non ho capito, perché aspetta un dottore? Ma domande poi. Ma andare a prima la polacca. Ma perché deve essere bene con mia cara, una amica che ha nel mondo. E poi sta aprendo non è perché lo uscirò come posso pigliare perché cade non la mappo. Adesso a casa. Non è dire tutta questa intellettuale. Dice che anche la te ce la scende ferma, anche Pure, chi siamo solo Ugo, lo sai che quelle cose per te sono pericolose? Tutta la mia mente so, io vorrei contiamo. Non era sapendo la caio prima una sera, vedendo che la sera va. Caro fratello, tu sei un peccatore, appena torni da confessare. Dottore, c'era una bella ticchetta che non ha capito. Io non ci avevo pensato. Ecco qua, mi raccomando, prendi l'onore prima del discorso. Chi cangiò colore? Ora rosa. No, questo è molto più efficace. Vabbè, io velocemente vedremo più tardi.
dai, mi ci fare, dai, ora mi fare i costi. Dottor, caccia chi non nuovo, ma ci facciamo la visita che c'è avuto a scrivere la qualsiasi, vai, Ci penso io. Allora, lei si chiama Giovanni, è vero? Dottore, se caccia sei andato io subito, ma passare. Ma io così. Lei che cosa accusa? Che cosa accusa? Cantore, Padantone, anche la contessa. È il capo Padantonio. Dottor, che come pensa lei? Comprerà la visita, non è? Lei che malattia ha? Di che cosa soffre? Poi se facevo prima a dire di cose e cosa non so. Tutto cosa. Ha detto sogni tanti medicinali, tanti. E vabbè, cominciamo questa visita. Cominciamo con la pressione. Mi dia un braccio. Ma mica la persona un braccio Sta venendo un giù. No, un braccio. Ma lei l'ha misurato mai la pressione, dottore? La prima volta, appena venire a terra sempre. Ecco. Vai, stai che mi sta bruciando troppo, vai. 75, come un piccerino. I sassi. 180 su 100. Ma lei prende la pillola della pressione? No, smusci troppo capo non la va a fuoco. Sciroppo per la pressione non è preso male, va? Ascoltiamo questi polmoni. Dica 33. 33. Di nuovo, più forte. 66, c'è uno che ha cansato di anni. Ascoltiamo questo cuore, vediamo come batte. Funziona. Ora sì, ora no. Ora sì. Che carabinieri Dottore, se vi immagino ci ne chiuso tutto perché può funzionare più niente. Se la faceva un po' bocca fa non ti preoccupare, se scrivevo tutto. Le sue condizioni sono critiche. La seconda, faccio signore. Scrivevo, fino, le sciroppo, iniezione, vai. Aracio, Padantone, aracio. Araci c'è una chiede che iniezione, giusto dice il dottore. Hai un cadere mordato, ma lento non tutto cosa, mamma mia. Non posso non parecchio, io sono tutti insieme che abbiamo buttato, chiamato il dottore, dottore. Basta peccare come puoi, basta peccare, io sempre che canta, c'è pure la patata in bocca, sempre che canta! Ma non te cantare! Ma se la prendo con dottore. Che ne sapete, dottore? Però mi pareva che cos'era di cascare e passano tutte cose. Ma quale stai, dottor? Stai, l'antinfiammatorio, l'antibiotico, scrivevo. Dottore, quello che ci vuole vecchio senza cantare. Non ci va pensare capello, va bene? Come una palma, come una palma. Ma tanto non puoi essere accostennata e sarà tutte le ore. Ma chi dice tutto? Non è città, non è sta paese, non è sta nazione, fotte quel che è. E stanno a pagare un altro per qualche medicinale. Ma
ne compensa lei, dottore. Amore, mi lasci chiamare a casa? Pure chiamare a casa, e meno male che è padrino! Dottore, ne compensa lei, è tutto un equinozio, è un equivoco. Ah, lei qui lo chiama, io chiamo con un altro nome, a me non mi interessa niente, lei può fare che vuole. Me ne vado, se aveva bisogno mi chiama. Guarda, ma non c'è male pensante, oh. Io turista che ti faccio mettere la prima, ma mettere un tempo, ma non c'è potuto guardare. Tante Antonio, io tempo, non hai più, se mettiamo ali, sono consumata. Ma quale amore, li sa meglio mia, non ti preoccupare. Va bene, raccomando, ci facesse mettere una firma bella grande. L'interesse è mio, prima ci autometteranno. Sette casette poi siete diventando vecchio io prima di te. E che è questo? Tanto tempo io devo dichiarare. Padre Antonio, per favore mi va a confessare. Per cortesia Jessica, però non è il momento, va dentro, non è più piede. È un suo dovere in qualità di cliente confessare quando non ne ha bisogno. Amore. Ti chiamo un po' per dire e ti metto in casa. Quante peccati c'hai? E che ne so, ci raccontavo, Padre Antonio. E vabbè, tutta la tua, Patapim, patapam, patapam, patapam. Dimmi i tuoi peccati. Padre Antonio, ieri nella lavanderia, mentre stavamo filando un pantalone dentro la lavatrice del poliziallo, una sacchetta d'aerriere, ci trovavo 100 euro. 100 euro? E che facissero? Padre Antonio, onestamente, parlando con lei, mi fottivo. Onestamente ti fottiste? No, Jessica, questo è un peccato da 70 euro minimo. 70 euro. Facciamo una cosa, veramente 50 anni non ci pensavo più. Padre Antonio, però lei va a calare i prezzi. Se la prossima volta andiamo a Tavanna. No, non me la devo fare perché chi si sta a confessare con me? Aspetta che da sotto. Sono curiosi di sapere i peccati che fa lei. E come confessa, sapete quando paga. 11° comandamento, fai il soccotore io, ma non fare quello che faccio io. Almeno mi facessi un piacere, non ti dici niente a mia cucina, di sti 100 euro che mi fottiano. Perché se me la strisce verso la giù sono io consumata. Non ti preoccupare che di sta bocca non esce niente, fa un mio nome. Arrivederci, lo proposito. Saluto. No. Padre Antonio, Ma che ci vuole ancora con papà? Per questo come fa? venisse caffè e detersivi, come puliziare da lì io? Con l'acqua, oh, sì, c'è la risparmiare, acqua. Acqua, ma queste puzzano tutte cose! Se viene l'ufficio di igiene ne fa chiudere! Ma vabbè, sono venuto, non ti preoccupare, è venuto. Vai, ma già vai che già sta perdendo tempo e lo pago, non so vai chiaro, troppo perdere pieno. Buongiorno figliolo, mi sa che da qualcuno? Sì, a lei. Perché ti devi confessare? Ma più che altro dovessi a confessare lei. Amici che è padrino te? No, io mi chiamo Alberto Quadrato e sono un ingegnere del comune. E che ci confessare all'ingegnere del comune? La costruzione illegale di questa casa di riposo. No, io ho tutto in regola, qual è illegale? Ma che sta bucando lei? Non è come dice lei. Quando lei ha presentato la domanda al comune c'era scritto che la costruzione sarebbe avvenuta almeno a 100 metri di distanza dalla sua parrocchia. Lei invece ha costruito adiacente alla porta del retro della sua chiesa. E vabbè, che ci fa? 100 metri in più, 100 metri in meno, ma finita. Che ci fa? Per stare lei la finisca, lo sapeva benissimo che qui accanto alla sua chiesa sarebbe passata una strada che collega la via Beethoven con la via Mozart. Esattamente la via Luciano Pavarotti, così si chiamerà la nuova strada. Giusto, Luciano Pavarotti.
E vabbè, ma comune che hai detto prima o poi passerà la strada. Sfortuna sua, su poi è arrivato. Ora questa casa si dovrà abbattere. Ma che dici via, ma questa è una cortesia, ma sta sciata tua, non si può fare passare un tema ciccavante. Ma che sta dicendo progetti contro progetti? È impossibile! Questa casa gliela può salvare solo un miracolo. Ma che sta Si dicendo? affretti a sgomberare prima che arrivano le ruspe. E i ricchiari e pionni mi puoi. Che fare con la cucina legale? Come li che abbiamo su Instagram? Ah, finisca, era solo una battuta. Arrivederci. Oh, ma che dici via, non va a dirlo, stai a